Niente resa dei conti nel PD siciliano, che tuttavia rimane diviso e lacerato. Il segretario regionale Giuseppe Lupo resta in sella e sarà affiancato da un ufficio politico in vista delle annunciate elezioni regionali di ottobre. A proporre l'affiancamento di un organo collegiale alla segreteria è stato lo stesso Lupo nel corso di una tesissima assemblea del partito che si è tenuta a Palermo. Una mossa strategica che ha portato al ritiro della mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti dalla corrente di Essina, che fa capo a Lumi e Cracolici, e da quella dell'ex Margherita guidata da Genovese, Cardinale e Papania. La mozione era stata presentata ad aprile, quando il risultato elettorale di Palermo non era nemmeno prevedibile. Al centro della contesa la mancata apertura alle forze di centro, MPA e UDC, ma l'affermazione di Leoluca Orlando e la sconfitta nel tentativo di Cracolici e Genovese di prendere in mano le redini del partito ha scompaginato le carte in tavola. Abbiamo ritirato la mozione di sfiducia per senso di responsabilità, e non era certo con un voto in più o in meno rispetto alla formale approvazione della mozione che avremmo risolto i problemi del PD siciliano. Eravamo anche contrari al commissariamento romano, non era questa la medicina adatta, spiegano in una nota le aree del PD siciliano Cracolici, Lumia, Innovazioni e Letta, e a proposito della decisione di ritirare la mozione di sfiducia nei confronti di Lupo. La crisi del partito, prosegue la nota, è sotto gli occhi di tutti. Ritirando la mozione di sfiducia e promuovendo una gestione collegiale capace di coinvolgere le anime del PD, abbiamo investito in un percorso per guidare il partito verso le prossime elezioni regionali. Solo ritrovando unità e una linea politica chiara potremo essere promotori credibili di progetti e larghe alleanze in grado di vincere e governare per garantire lo sviluppo della Sicilia. È l'ultima possibilità che ha il PD e chi lo dirige per uscire da una situazione che ancora oggi pare confusa e incerta. Soddisfazione è stata espressa dal segretario Giuseppe Lupo, che ha ringraziato i componenti dell'Assemblea per aver rilanciato il percorso unitario del Partito Democratico in Sicilia, ascoltando la richiesta che in queste settimane è stata avanzata con forza dalla nostra base. Adesso è il momento di aprire nei nostri circoli sul territorio il confronto con gli iscritti e gli elettori per rilanciare un progetto di cambiamento della nostra regione, preparandoci così nel modo migliore a vincere le elezioni regionali del prossimo ottobre. Lupo ha anche tenuto a precisare che il governo regionale non è stato adeguato. Possiamo essere orgogliosi che quel di buono questo governo ha fatto lo deve al PD. L'imputazione coatta per concorso esterno in un'associazione mafiosa del presidente Lombardo impone una riflessione. Per ragioni etiche e morali il nostro partito non può più sostenere questo governo regionale. La nostra gente ci chiede coerenza e di mantenere alta la linea nei confronti della lotta alla mafia, e noi non possiamo esimerci dal farlo.